Per tutti è Igor il Russo, 41 anni, in questo momento l'uomo più ricercato d'Italia. Le forze dell'ordine gli stanno addosso dalla rapina in cui ha perso la vita il barista Davide Fabbri in provincia di Bologna. Sabato a Ferrara a uccidere una guardia ecologica volontaria sarebbe stato ancora lui, ed ora carabinieri e polizia hanno messo in campo una caccia all'uomo senza confini, con elicotteri, tiratori scelti, cani molecolari e addirittura i gruppi di intervento speciale. Il capo della polizia Franco Gabrielli ha assicurato che è questione di ore. Proprio per questa ragione la ricerca attiva è stata estesa non solo all'Emilia ma anche a parte del Veneto. Il suo soprannome è Igor il Russo perché dice di essere un ex militare russo. In realtà gli inquirenti italiani sono convinti che Vaklavic, che ha diversi alias, non sia né un ex militare né un russo ma un serbo. Quello che è certo è invece la sua pericolosità. Già condannato per alcune rapine e anche sospettato di un terzo omicidio commesso a Ravenna nel 2015, ora Igor è in fuga senza una meta, armato con almeno 2 pistole e 40 munizioni, pronto a tutto per non farsi trovare, anche a scappare in una traiettoria all'apparenza fuori ogni logica, una circostanza che ha costretto di fatto tutti ad alzare il livello di sicurezza.